Buonasera, buonasera, con qualche minuto di ritardo dalle 21 solite, benissimo. Riprendiamo, abbiamo fatto qualche settimana di vacanza anche noi, Giacomo. Abbiamo fatto una pausa lunga. Abbiamo fatto come la pallanuoto che è stata fermo un mese, è vero. Allora, ciao Giacomo, ciao Luca. Buonasera a tutti. E ciao Gloria. Buonasera a tutti, e l'importante è essere tornati, no? Assolutamente sì, tutto bene? Tutto Hai bene. festeggiato? Sì, ho mangiato, festeggiato, adesso un po' di tranquillità, giusto? Bene, bene. E a lunedì sera, mi raccomando, alle 21, Sì, Telepace Sport. Esatto. Vuoi dire qualcos'altro? Io inizierei a parlare di calcio, se no. Sì, dai, facciamo la copertina. Facciamo la nostra copertina del calcio, quindi ritorniamo con il nostro check settimanale sul calcio ligure. Iniziamo quindi dalla Serie A, con il Genoa che non riesce ad andare oltre al pareggio contro il Torino, partita terminata 0-0. Genoa che, ahimè, dovrà fare a meno del suo difensore Dragusin, ahimè per il Genoa, ma anche per i fantallenatori che si vedranno meno punti per appunto questo giocatore che è volato in Inghilterra. Passando invece alla Serie B, sabato poker del Como contro lo Spezia, che resta penultimo in classifica con 17 punti davanti solo alla Feralpi Salò. Ieri invece si è giocata Venezia-Sampdoria, match è terminato 5-3 per i padroni di casa. Oggi sì, si va così, si balbetta un po', ma qui a Telepace va bene perché noi tutto. siamo più abituati. Siamo emozionati di essere tornati. Assolutamente, tra l'altro sono i risultati negativi per le nostre squadre che ci mettono un po' di agitazione. Infatti guarda, non riesco neanche a parlare. No, però il campionato è ancora lungo, quindi diciamo, speriamo che le nostre squadre possano fare meglio. Parliamo però della nostra amata Serie C. Ieri ha giocato in casa l'Entella contro il Pineto con un risultato di 0-0. Una piccola curiosità, durante la partita sono 11 i giocatori della squadra ligure tra campo e panchina che sono cresciuti nel settore giovanile dell'Entella, quindi diciamo una bella soddisfazione per tutto comunque il gruppo e per questi ragazzi che comunque dalle giovanili sono passati comunque a giocare in prima squadra. Quindi Roberto, cosa ne dici? È una bella soddisfazione, penso, per loro e per noi che li guardiamo. Invitiamo anche le altre società a Esatto. segnalarci queste notizie, perché è molto bello iniziare da piccolini, poi li vediamo, e poi questa attenzione per metterli e valorizzare i nostri atleti del nostro comprensorio. Assolutamente. E infine il Sestri Levante ha giocato in casa della Lucchese, partita terminata 3-1 per i rossoblù, grazie alle reti di Pane, Margiotta e Furno. Importantissima però notizia, che penso che sia la più bella che possa appunto esserci, è che c'è un appuntamento importante allo stadio Marassi domenica 21, Marassi che ospiterà il derby Sestri Levante Entella, quindi sarà sicuramente uno spettacolo e un'occasione appunto di giocare in uno stadio così importante anche per le nostre squadre, diciamo di Serie C, squadre locali, quindi assolutamente, sarà credo uno spettacolo in tutti i casi. Ma sarà per tutti gli amanti del calcio e non solo, una settimana, insomma, che il pensiero sicuramente va a questo appuntamento alle 16:15 a Marassi. Pensare Sestri Levante e Virtus Entella nel derby proprio a Marassi. Tra l'altro i Sestri ne viene una bellissima vittoria perché in trasferta 3-1, perciò insomma c'è tutto per una bellissima partita. Andiamo a vederla tutti insieme per bisogna andare. E io questa settimana ho terminato con il nostro, direi che ho detto anche fin troppo. No, tutte belle notizie. Insomma, almeno i risultati non tutti buoni, ma... Quindi, adesso andiamo ai posti, poi andiamo a Genova domenica prossima. Sì, Luca, un titolo della pallanuoto? Velocemente parliamo degli europei, dove le ragazze si sono classificate quarte. Non è tanto il risultato, diciamo, il quarto posto, quanto che purtroppo le nazionali che si qualificavano per le Olimpiadi erano solo le prime tre, quindi per un gol gli è sfuggita, c'è ancora la qualificazione alle Olimpiadi è sfuggita, però c'è ancora la possibilità con i mondiali di Doha di agguantare questo traguardo che per una pallanuotista è fondamentale. I ragazzi invece si giocheranno la finale per il terzo e quarto posto domani contro l'Ungheria. Anche qui purtroppo passavano solo le prime due campionati, alle Olimpiadi, però anche l'Italia maschile poi ai campionati mondiali di Doha avrà possibilità di agguantare quella qualificazione alle Olimpiadi, che poi è l'obiettivo stagionale più importante. Ecco.
Bene, bene. Allora prendiamo posizione, come diciamo, prima di andare a presentare gli ospiti, però vorrei ricordare una persona che ha dato tanto al mondo dello sport. Parlo di un giornalista che ci ha lasciato quest'oggi, Italo D'Amico di Genova, per tanti anni. Ecco, l'abbiamo visto, per tanti anni si è impegnato attraverso le pagine del Corriere Mercantile a parlarci di sport, soprattutto di basket e canottaggio. Era veramente una persona che coglieva il positivo dello sport e sicuramente ha dato tanto a questo mondo. Voglio così essere vicino, abbracciare la loro famiglia, la moglie Carla, poi Giuseppe il figlio e Cristina, e poi naturalmente tutti i nipoti. Il funerale sarà celebrato nella parrocchia Nostra Signora del Rimedio a Genova mercoledì alle ore 10. Bene, allora andiamo a presentare gli ospiti di questa serata. Parleremo di pallavolo, calcio, è una specialità che adesso capirete. Allora, Lorenzo Garibaldi, allenatore Amis Adum, insieme a Marco Dalmaso, direttore Scuola Federale di Pallavolo Amis Adum. Poi per il calcio abbiamo la Caperanese, Nicola Portorico, DG, Davide Linale, centrocampista della Caperanese, Ruben Padi, allenatore Caperanese Entella Leva 2009. Poi la scuderia Sport Favale 07, il pilota campionissimo Gianluca Ticci insieme al presidente Sergio De Martini. Vediamo le prime file, non solo, tanto per così far partecipare tutti quanti insieme a questa puntata. Esatto, Roberto, ci hai un po' anticipato. Qui dalla mia parte abbiamo, come hai detto tu, il calcio con la Caperanese, quindi un applauso di nuovo. E la scuderia Sport Favale 07, il rosso. E Giacomo, dalla tua parte invece? Allora, ancora persone della Favale Sport 07, poi le ragazze dell'Amis Admo, le Under 16, Under 18 e il campionato di seconda divisione. Carrellata veloce per conoscerci e rompere il ghiaccio, come si dice, un pochino con tutti quanti. Per la pallavolo, Marco Dalmaso, insomma, una storia alla pallavolo col tuo amico Cremisio. Certo, Simone, con il quale dal 2009 abbiamo fatto squadra insieme, unito le forze tra Chiavari e Lavagna. Anche quest'anno, in questo periodo, siamo nel pieno di tutti i campionati. Noi partecipiamo quest'anno a 4 campionati regionali, quindi è un impegno di tutti i dirigenti e gli allenatori, quindi facciamo 2 serie C maschili, una serie C femminile e una serie D maschile. E poi a cascata tutte le divisioni, prima divisione, seconda e terza, da Under 18, tutte le leve di Under, sia maschili che femminili. Quindi come abbiamo fatto un mesetto fa la festa di Natale, veramente un impegno bello tosto, però quando poi ci siamo trovati la settimana prima di Natale, tutti felici, contenti, bambini piccoli, gli allenatori, eccetera, e ripaga poi di tanti, tra virgolette, sacrifici che però per tenere in piedi poi tutto ci sono. E niente, quindi siamo nel pieno in questo periodo qua, gennaio, febbraio, marzo, sono tutti i campionati. Benissimo, avremo materiale per la pallavolo, ce n'è come Amis Adum, assolutamente sì, ma un territorio che c'è tanta pratica di questo sport, ma ne parliamo. Saltiamo un attimino da questa parte, perché insomma un po' la novità in questa puntata è la scuderia Sport Favale 07. Il presidente Sergio, intanto da quanto tempo? Allora, la scuderia Sport Favale è nata nel 2007, quello che si chiama Sport Favale 07, da un gruppo di amici che appassionati di automobilismo, e siamo riusciti a mettere su un gruppo, insomma mi sembra che da tanti anni che siamo
in attività facciamo abbastanza bene. Abbiamo un gruppo di piloti che fa tanti tipi di specialità, dagli slalom, le salite, i rally, pista, un po' tutto. Siamo organizzatori della Chiavari Levi, della Favale E chi Castello. è stato, chi ha fondato, chi è venuto? Insomma, ci deve essere un appassionato dietro. Stasera di organizzatori, di fondatori sono io, Ermanno Biancardi, e c'è Fabrizio Boitano. Sì, Fabrizio Fabrizio è sparito. È sparito, ma no, ma è quello che ha organizzato un po', è stato da stimolatore, dobbiamo dire. Bene, Ruben, tu conoscevi questa scuderia? Non la conoscevo, però è una piacevole sorpresa. Poi ho degli amici, Biancardi, che è stato anche un ex presidente di calcio, ma tante persone, è un bel sport. Quindi. Vedi che te le faccio anche lo spunto per conoscere nuovi sport. A questo proposito mi raccomando, fate segnalazione alla nostra redazione, perché non riusciamo ad arrivare da tutti. Questa è stata una segnalazione di essere qua per voi. Una battuta, Davide Linale, centrocampista, ieri a Caparanese ha giocato a Rapallo, 2-1 per la Caparanese, non è stato facilissimo. No, proprio no, perché abbiamo trovato una squadra comunque sempre sul pezzo, che non ha mai mollato un centimetro. Noi con qualche difficoltà durante la partita, però alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti, che è la cosa più importante. E poi avremo modo di vedere anche i gol che sono arrivate le immagini. Benissimo, una battuta al mister allenatore della pallavolo, ex giocatore, poi magari ci racconterai qualcosa, Lorenzo Garibaldi. Come va con queste ragazze 16 e 18 anni? Alla grande, direi. Alla grande. Le alleno insieme a Marco da un paio d'anni, diciamo, e ho sempre fatto il settore femminile, che forse è quello che mi è sempre piaciuto di più. E con Marco abbiamo fatto under 18, under 16, ora abbiamo la seconda fase dei vari campionati, e a breve inizieremo le divisioni, appunto, come aveva accennato Marco, quindi seconda e terza divisione. E siamo molto orgogliosi del gruppo. Bene, allora farei, Gloria, non abbiamo... Così facciamo una presentazione ad hoc, che se si vuole alzare un attimino, abbiamo il nostro amico dottore dell'ASL 4, esatto, allergologo, che è Corrado Castagneto. La faccio venire qui davanti, la prima così battuta da dire... Esatto, intanto un piacere conoscerla. Possiamo darci del tu? Ci diamo del tu. Abbiamo qualche curiosità da chiederti, come per esempio se le malattie allergeniche limitano l'attività sportiva. Assolutamente no, soprattutto quella amatoriale. Forse un po' più di attenzione per gli sport agonistici, però tranquillamente noi sappiamo che molti sportivi hanno vinto le medaglie d'oro alle Olimpiadi, e pur essendo allergici, quindi basta curare bene la malattia, si riesce a vincere. E poi molti sportivi amatoriali sono allergici e fanno il loro sport tranquillamente. E si possono quindi curare totalmente le allergie? Alcune le possiamo curare, tutte possono essere ben controllate da un punto di vista di sintomi, e quindi permettere un'attività sportiva tranquilla per quanto riguarda, ma una vita tranquilla, cioè i pazienti allergici devono fare una vita assolutamente tranquilla, anche quelli allergici alimentari, con tutte le attenzioni. Oggi è importante l'attenzione soprattutto sulla parte diagnostica. Troppo spesso ci sono diagnosi un po' fallaci, un po' così, autodiagnosi, che non va assolutamente bene. Gli allergologi sono in grado adesso, grazie anche al laboratorio, a fare diagnosi molto precise, molto puntuali, e questo rendere la vita del paziente molto più serena. Poi magari ritorniamo, era solo una battuta al periodo dell'influenza, che dura 2 o 3 giorni, è più pesante, meno pesante, il Covid, non so. Per tutti gli sportivi, insomma, bisogna stare i giorni a casa come per tutte le persone. Medici, cioè 4-5 giorni di riposo, un po' di antipiretico, bere tanto e stare tranquilli, e non prendere antibiotici. Paracetamolo. E naturalmente per gli sportivi
insomma, avranno un po' di riposo. tempo per recuperare, no? Perché Vuole poi il tempo e poi qualche l'attività. fisioterapista gli aiuterà a recuperare, però devono riposare. Molto bene, facciamo l'applauso al nostro medico. Vai. La scuderia, con cosa No, iniziamo? è lo stesso. Vado col calcio allora. Allora, noi siamo qui con Danilo Garibaldi, che è dirigente di Leva appunto 2009 giovanissimi under 15 della Caperanese. Buonasera, facciamo un applauso a Danilo. Danilo, io ti chiedo com'è il ruolo da dirigente all'interno di una società come appunto la Caperanese? Intanto buonasera a tutti. È un impegno abbastanza importante, ci sono da seguire tanti ragazzi, tra l'altro in questi ultimi anni di un'età un po' più impegnativa, perché 15 anni non è più come quando avevano 5-6 anni, che era tutto un po' più facile. Dipende dai punti di vista. Meglio 5-6, nello sport meglio 5-6 anni che 15. Lo posso dire per esperienza. Io sono a Caperano ormai da 7 anni, perché ho anche mio figlio che gioca lì, tra l'altro nel 2009. Mi hanno proposto di fare il dirigente di Leva, l'ho accettato volentieri, mi piace il calcio, lo faccio volentieri, mi fa piacere aiutare, mi diverto, poi con i ragazzi ho un bellissimo rapporto con tutti, sono quasi tutti i miei figli, non solo il mio. E niente... Penso che abbia detto una cosa bellissima e quindi che si merita un applauso, lo dice anche il nostro allergologo, quindi grazie. E alla Caperanese, Nicola, Porto Rico, DG, appassionato credo, no? Prima di tutto. Facciamo un po' una fotografia a questo campionato di promozione Girone B, dove ci sono diverse squadre sul nostro territorio, e un po' questo ruolo della Caperanese che vuole fare, insomma. Allora, è un campionato quest'anno dove c'è molto equilibrio, tante squadre in pochi punti, soprattutto nelle zone alte. Penso che comunque alla fine sarà importante da marzo in poi, gli ultimi 2 mesi, marzo-aprile, lì verranno fuori un po' i valori. Noi siamo convinti di avere un'ottima squadra, un ottimo allenatore, un ottimo staff. Quello che abbiamo chiesto come società è quello di fare un campionato tranquillo e cercare di toglierci delle soddisfazioni. E non nego che a me piacerebbe, alla società piacerebbe cercare di centrare l'obiettivo dei playoff, che vuol dire arrivare nelle prime 5. L'anno scorso ci siamo arrivati quinti, però purtroppo per la distanza di punti con la seconda classifica non abbiamo disputato questi playoff. Comunque una società, la nostra, che punta sempre a fare bene con i ragazzi del posto, questo lo tengo a sottolineare. Sono tutti ragazzi che da Castiglione, Casarza fino a Rapallo, però sono tutti ragazzi della zona, molti di Chiavari. Questo vale anche per un discorso della Juniors, che tengo a precisare, quest'anno siamo riusciti con la vittoria dell'anno scorso a arrivare a fare la Juniors regionale, che per noi è un grande risultato. Stiamo avendo un po' di difficoltà, non lo nego, però è una bella vetrina per questi ragazzi e anche una buona palestra per un eventuale poi passaggio in una prima squadra, che è quello che ci auguriamo. È il discorso di prima che dicevamo, esatto. No? Ecco, abbiamo visto qualche anteprima di immagini che avete fatto arrivare in redazione. Se vogliamo vedere, ci sono, ieri con Rapallo c'è stato Rapallo, appunto Caperanese 1-2, rete di Binai e Mosto per la Caperanese e Parigi per il Rapallo. Ecco, se ci vuoi descrivere tu insieme a Nicola, che sicuramente li conoscete bene, a Davide. Sì. Guarda, il primo gol è stato dopo una bellissima azione nostra, manovrata molto bene e poi conclusa... È questo, no? Esatto, questo qui. Questo è l'errore di Filippo. Questa è l'azione dove non abbiamo segnato con Filippo Motta. Poi questo è questa qua, l'azione di cui stavo parlando, una bellissima azione che si è conclusa col gol di Binai ed era il nostro 1-0, vantaggio nostro.
Ecco lì al centrocampo, poi... Sì. Ecco, voi tanto ti ricordi, fai un po' di telecronaca. E poi durante il corso della partita dovevamo chiuderla un po' prima, nel primo tempo abbiamo avuto altre occasioni buone per chiuderla, non ci siamo riusciti e poi siamo andati a riposo. Ecco, questo è il lancio di chi, come si chiamano? Federico Mosto che l'appoggia a Binai e Binai davanti a portiere della piazza. Bene, facciamo un applauso a Binai. Comando, come Nando Martellino di una volta che tu non hai conosciuto, ma... Invece il gol di Mosto arriva da un'azione un po' rocambolesca con Ferraresi che è subentrato. L'ha messa dentro, Federico Mosto era solo, Però non arrivano le immagini, non so se... Ecco, sono queste, si vede solo alla fine, vedi? Esatto, con Federico Mosto che la spinge in porta col portiere per terra e... Vabbè, vediamo la festa che è sempre bello in quel momento. Va bene. Facciamo un applauso anche a Rapallo che quest'anno... sta andando benissimo, ma l'importante è impegnarsi sempre, come avete detto voi, che ieri non è stato per niente facile per la Caparanese. E in classifica, leggendo appunto il girone, la promozione, abbiamo il Bogliasco 32, PSM Rapallo, l'altra squadra 31, Molassana insieme a Beverino 30, San Pianarenese insieme a Don Bosco Spezia 28, Caparanese appunto 27, poi man mano tutte le altre. Bene. Farei intervenire anche per il calcio Ruben Padi che l'anno scorso era qua all'ultima puntata perché festeggiavamo le promozioni, insomma abbiamo tentato di mettere insieme qualche vittoria dell'anno e lui era qua perché ha vinto dalla terza categoria alla seconda per il Lumarso. Insomma, e come mai Ruben che dalla prima squadra adesso ti sei messo, insomma, sei andato sui giovani? Ma niente, perché tanti parlano di giovani, ma poi in pochi ci credono, per fortuna la società caparanese ci crede, e qualcuno c'è, però pochi. E allora io ne parlo sempre e allora ho voluto quest'anno dire, cerco di mettere la mia esperienza per i ragazzi e ho avuto questa richiesta. Francesco Codice che saluto, che è un grandissimo responsabile del giovanile, che veramente lavora da tanti anni per i ragazzi, tanti anni che mi cercava, quest'anno ho deciso di cercare di fare, insomma, di aiutare questi ragazzi a crescere. Non è facile, però cerchiamo ora iniziamo il campionato provinciale con la speranza le possibilità di vincerlo e cercheremo di fare il possibile, ma soprattutto insegnare ai ragazzi, insomma, i valori dello sport, ecco, rispetto degli avversari, degli arbitri, sapere anche vincere, perché adesso è un momento saper perdere anche. Saper perdere. Ma voi allenatori lo insegnate il saper vincere? Sicuramente, il saper perdere? Ormai conta solo vincere, basta, non interessa come, perché, non interessa, interessa però, solo vincere. Quindi, però insomma i ragazzi bisogna... Lo so, ai ragazzi bisogna insegnarci che però poi hanno tempo in prime squadre, tanto in prime squadre nei ragazzi devono imparare che bisogna vincere rispettando le regole, rispettando gli avversari, arbitri, tutto, perché adesso è un momento che è un momento difficile dopo il Covid, un momento difficilissimo. Ma vivendo... a una squadra di ragazzi, no? Qua abbiamo il 2009, quando perdono poi l'allenatore cosa dice? Devi dirgli che tanto se hanno perso vuol dire che gli avversari sono stati più bravi, sono stati. E bisogna allenarsi di più e meglio per cercare di migliorare, per cercare la prossima partita magari di vincere. Tanto i ragazzi ce l'hanno già, la competizione ce l'hanno già dentro, ce l'hanno, tutti vanno in campo per vincere. Dicevo in questo senso che bisogna cercare di... Credo far accettare la sconfitta, anche, no? Perché nello sport c'è chi vince, anzi chi vince meno male qualcuno perde. Certamente, capito. La sconfitta è sempre brutta da accettare, ma bisogna accettarla. Io nella mia vita per fortuna
ho vinto tanto da giocatore, da mister e tutto, però ho anche perso. Io credo che l'importante sia le dare tutti in campo, Ruben? Sì, certo. Poi se non riesci a vincere... Certo, e dalle sconfitte impari tante cose più dalle vittorie. E quindi insegnare ai ragazzi che appunto poi il valore dello sport, perché è importante, capito? Adesso siamo purtroppo tutti telefonie dipendenti, quindi non è facile. Prima si giocava a calcio, non dico 24 ore, ma sempre. Adesso i ragazzi poco tempo hanno, quel poco tempo devono sfruttarlo bene, perché il futuro, se no, arriva un punto che non saranno più ragazzi che giocano, perché tra l'altro ne sta smettendo, ogni giorno smette qualche ragazzo, quindi è un problema grosso che avranno i direttori, i mister e tutti i prossimi anni, perché è un problema. Certo. Poi dobbiamo parlare della regola, che è stata sta regola che facevano giocare i ragazzi praticamente obbligo. Io ero uno di quelli che dicevo, no, i ragazzi, quelli bravi, devono giocare, giocheranno indipendentemente. Adesso l'hanno levata in prima categoria, l'hanno levata, e se uno va a vedere le squadre di prima categoria, non c'è uno di 18, 19, 20 anni, pochissimi che giocano. E purtroppo è continuato. Dunque tu dici qualche regola in più per far giocare i ragazzi. Sì, ora stiamo parlando di levarla anche in promozione e eccellenza, che è meglio per la società, perché chi non ha storia giovanile purtroppo, però per i ragazzi per me è peggio. Vediamo un po' su questi temi che qua questa sera poi, almeno abbiamo anche degli allenatori della pallavolo di tanti anni. Ritornerei sul tema della sconfitta, è uscito fuori, no? Il vostro, ecco, che cosa direi bisogna far passare, no? Anche dare tutto in campo e poi vinca il migliore. Vabbè, come certo. la tua idea? Lo sport, quando si sente dire, no, che insegna per la vita dei ragazzi, per la loro crescita, noi nella nostra società, io come insegnante di educazione fisica, sono un po' trasversale, nel senso che lavoro e sono a contatto con i bambini piccoli anche di 5-6 anni, ma anche con le prime squadre di ragazzi di 20, 25, 30, quindi ovviamente ogni età ha, secondo me, situazioni diverse, però in generale si può dire che nel momento in cui tu ti metti in gioco e sei sotto i riflettori, perché quando sei adolescente già stare in una palestra con le luci accese, con un pubblico che ti guarda, dove ci sono i tuoi genitori, i tuoi amici, gli avversari, devi vincere le tue paure. E questo è un momento di crescita. Magari non sai fare alcune cose, la partita ti mette a nudo alcuni tuoi difetti e quindi insieme alla squadra, soprattutto nello sport di squadra, noi insegniamo che la tua squadra è come una seconda famiglia. Quindi nei momenti di difficoltà personali e di squadra, quando tu cadi, metaforicamente, quando tu vuoi vincere un campionato, una partita importante e invece va male, devi appoggiarti alla tua squadra, ai tuoi allenatori e anche a te stesso ovviamente, quindi sono momenti di crescita personale, di autostima. Io a loro, che sono più o meno in questa età qua, slego spesso il mio giudizio sulla loro partita dal risultato. Nella pallavolo, che è uno sport molto studiato, noi facciamo lo scout, che vuol dire vedere quante battute hanno fatto e come sono andate, quanti attacchi hanno fatto e come sono andati, anche al nostro livello, se lo fanno loro, no? In panchina abbiamo dei fogli, quindi io alla fine della partita ho una fotografia precisa e possiamo dire, giocando 200-300 punti in una partita, che quella partita è andata male perché abbiamo attaccato male, abbiamo fatto troppi errori in attacco. E allora torniamo in allenamento per migliorare questa cosa. E alcune volte giochiamo benissimo, i dati dicono che abbiamo giocato benissimo, ma abbiamo perso perché l'avversario ha fatto le cose meglio e in quel momento lì è più forte di noi. E quindi va preso atto e si accetta il risultato. Alcune volte vinciamo magari giocando male, facendo una partita sottotono, facendo tanti errori. Quindi io a loro do un feedback di quella che è stata la partita davvero. Poi è ovvio che nel momento della partita loro cercano di vincere, noi cerchiamo di vincere, gli avversari pure. Bisogna poi prendere la sconfitta come positiva e come momento di crescita, perché tu migliori in allenamento. Ultima cosa volevo dirti invece, con i bimbi piccoli spesso si drammatizza, ma è una responsabilità nostra, degli adulti che gli stanno vicino, perché abbiamo una responsabilità enorme.
Cioè il bambino piccolo non li capisce questi discorsi qua e quindi gli adulti che sono di fianco ai bimbi, parlo in età elementare, devono proprio avere una sensibilità diversa, secondo me, e una preparazione anche diversa. Scusami, mi sono allungato, ma sono temi che sono Ora, per particolarmente finire a questo cuore. tema, l'ultima, proprio un flash, Lorenzo, il tuo rapporto con la sconfitta da giocatore, qual è stato? Più da giocatore, come allenatore? Beh, io ho giocato tanti anni alla Lavagna in prima Serie C, poi Serie B, ed è stato proprio un processo attraverso le sconfitte e attraverso annate in cui magari avevamo 18-20 anni e stavamo costruendo un pochino la squadra e le nostre sicurezze, si perdeva parecchie partite, parecchie sconfitte, campionati a salvarsi, campionati di media classifica, fino poi in una decina d'anni arrivare appunto a 2 promozioni, a una Serie B, un paio di anni in Serie B, e sicuramente le sconfitte ci hanno aiutato a trovare i punti che andavano migliorati con costanza d'allenamento. Quindi è proprio fondamentale la sconfitta, direi. Bene Lorenzo e tutti quanti. A pilotare, da vedere un po', perché abbiamo anche belle immagini che sono arrivate. Comincia un po'. Sì, e per parlare di automobilismo, qui questa sera abbiamo Luigi Mimmo Cevasco, questa sera per la Favale Sport 07, ma in passato ha corso in Formula 1, 24 ore Le Mans, tanto che mi ha detto prima non mi chiedere niente perché sennò parlo tutta la sera. Quindi mi permetterò nel caso di interrompere se necessario. Allora, intanto, la prima domanda che mi viene da fare è: com'è cambiata la Formula 1 da quando correva lei ad adesso? Comunque adesso la guarda ancora. Cos'è la cosa che è più cambiata, che più la colpisce? La macchina la guarda con le attuali e di lì capisce subito cosa è cambiato. Tutto, non c'è più niente di uguale. Molto spesso si parla un po', magari diciamo, soprattutto della Formula 1 di tanti anni fa, come diciamo di una cosa molto mitica, molto più che stava all'abilità del pilota, adesso è più elettronica, è una narrazione che esiste? Non è vero. Chi guidava Ford allora guida Ford adesso, e guidava una macchina Ford allora, quelli che guidano una macchina Ford adesso sono pirlate, quelli che dicono una volta i piloti erano dei veri piloti. Non è vero niente, i piloti attuali sono bravi come quelli di allora, e non cambia nulla. Fuori sono delle epoche diverse. Ecco. Come è nata la passione per l'automobilismo, per la velocità? Era il 1966, non sapevo cosa fare, mi sono messo a correre in macchina, è diventato il mio lavoro e tuttora corro in macchina. E cos'è allora che adesso non ha più avuto proprio niente da fare, oppure c'è qualcosa che tutto sommato le è piaciuto negli anni? Penso di sì. Se l'ho fatto... A bocce o a carte, però uno non sa cosa fare, andare a pilotare. No, era una battuta appunto. scema. No, ma io per capire. Lavoro. Io da nobile ho fatto il mio lavoro, sono diventato un professionista, non certo in Liguria, perché l'automobilismo in Liguria si parla solo di pallone, scusate, basta. E io mi sono andato via in Liguria e ho iniziato a correre in macchina di lavoro, e lo faccio ancora oggi perché non saprei cosa fare. È l'unica cosa che so fare, penso anche abbastanza bene, basta. Lì vedo che c'è un casco, vogliamo un po'... Un po' di roba mia. Facciamolo vedere un pochino bene, spiegato. Questa è una replica del casco di Schumacher, che invece di esserci scritto Marlboro c'è scritto numero più Belin, perché sono genovese, e allora... È un bel personaggio. Una delle più grandi soddisfazioni della sua carriera, se dovete, la prima che le viene in mente? La prossima gara che vincerò. Mentalità. E cos'è che diciamo la spinta a entrare in questo progetto della Favale Sport? Vedi anche la passione nelle altre persone che ci sono in questa squadra? Perché io ultimamente ho sempre corso con scuderie professionali, ovvio, e poi ho cominciato a venire avanti. Io abito in Liguria, a mangiare con loro, e correvo per una scuderia di Brescia.
Al che dopo ho detto perché alla fine coloro che almeno oltre a mangiare sono qua. Niente, poi è una cosa adesso, è un altro, non ho più i ritmi che avevo di quei tempi, perciò per me va benissimo, sto bene, sono degli amici, e nonostante ogni tanto che li riprendo un pochettino perché di automobilismo non sanno molto, però mi piace stare con loro. Vai, facciamo un applauso a questo personaggio. Bene, vi fate anche da ridere, credo, no? Ecco, oltre. Però quando siete lì che guidate non credo, no? Invece da lui che è andato così a caso a guidare, invece Gianluca, racconta un pochino la tua storia, forse abbiamo anche delle immagini che stai pilotando, Sì, no? brevemente a Favale c'era Delmo Crino, che è uno dei soci fondatori della scuderia, che aveva la sua macchina anni 2004, 2005, 2006, era un garzonetto, e così, logicamente ragazzini appassionati con i motorini, Sei tu smarmittare. Sì, questo sono io quest'anno. Dove sei lì? Qui alla Trento Bondone, cronoscalata Trento Bondone. Il rumore delle macchine con anche altri ragazzi mi ha sempre attirato, ci siamo avvicinati a lui, poi abbiamo conosciuto Sergio, nel 2007 è nata la scuderia e da lì ogni passo che ha la scuderia e tutti i piloti e appassionati che siamo l'ho vissuto e oggi sono qua, uno dei tanti bravi della scuderia che... E so che voi avete anche la passione, la capacità anche di fare qualcosa sulla macchina, cioè di renderla un po' adatta a voi, no? Con le vostre idee. Chiaramente che principalmente tutti noi siamo molto appassionati anche di tecnica, di mettere le mani nel nostro mezzo e poi anche di guidare. Ma dov'è la vostra sede? Dove tenete tutti questi bolidi? I bolidi diciamo che ognuno se li tiene a casa, perché una sede vera e propria dove si possa lavorare sarebbe impossibile. Però a Favale abbiamo la sede della scuderia, grazie al comune che ci fornisce la sede, è una stanza in una sala comunale, e ci riuniamo, becchiamo, ci prendiamo le tirate di orecchie da Mimmo e... immagino. Luca, non è che tra tutti i tuoi sport sei andato anche... L'automobilismo, certo che è uno sport che seguo da sempre, che mi appassiona tantissimo, ecco. Non solo la Formula 1, ma i rally, le gare in salita e tutto, quindi... intanto fa piacere avere una scuderia qua in zona e soprattutto, a quanto ho capito, sono tanti piloti, ecco. Quanti piloti siete più o meno? Circa siamo una quarantina, questa sera siamo qua quelli della zona, i più attivi diciamo in questo periodo. E gareggiate soprattutto nelle gare in salita, nei rally? Allora un po', siamo principalmente slalomisti, perché anche siamo come scuderia anche organizzatore di due slalom, uno a Favale e uno a Chiavari Levi. Però diciamo in mezzo a noi ci sono chi è più appassionato e bravo sui rally e gli slalomisti poi diciamo che la disciplina un po' più regina è la velocità in salita e la velocità in montagna e diciamo che sempre più ci stiamo andando in quella direzione. Quindi o rally o velocità montagna. Ecco qua, vicino abbiamo anche una ragazza che fa la navigatrice. La navigatrice nei rally. Ecco, spieghiamo un pochino, può rendere l'idea che chi non è appassionato, però il ruolo e il suo ruolo, il pilota che fa da navigatrice. Esatto, allora lei intanto è Silvia Marré e ti chiedo quindi
perché come è nata, scusi, come è nata appunto questa passione per le macchine? Cosa vuol dire navigatrice? Perché già io per esempio non lo sapevo, infatti te l'ho chiesto 2 volte, ho detto navigatrice, che è strano al mondo, comunque non sa magari molti termini, ci vuoi spiegare più o meno cosa fai? E allora, a me mi ci ha tirato dentro il mio fidanzato circa un anno fa, sì, è qui dietro, circa un anno fa, 2 settimane prima della prima gara dell'anno, mi dice, bene, partiamo, andiamo a fare il Merula. Io, come? E allora poi in un giro di 2 settimane raccogli su la tuta da 1, le scarpe 2 numeri più grosse e niente, poi siamo andati e... È stato bello, una bella prima esperienza, siamo arrivati primi di classe, niente da dire, tutto bello. Bello, sicuramente molto emozionante. L'adrenalina non manca? Quello assolutamente, poi sapere che te sei dentro una macchina che non guidi te, diciamo, che non hai tu il controllo tra le tue mani. Non so, scusate che mi interrompo, se dalla regia si sente quello che vi dite, il filmato c'è anche l'audio? No, non ce l'ha. No, allora no. Destra 5, 120. Sinistra 4, sud 8. Arriva destra 3, gira tanto. 3, gira tanto. Sei tu quella. Sinistra. È lei. Vieni, vieni un po' dalla Gloria. Sentiamo ancora un pochino, lasciatela sotto. No, vieni. Vieni qua. 2, 1. Sentiamo. Vai, attenzione, sinistra 4, meno gira, 30. Destra 3, veloce. Per sinistra 3, ampia. Destra veloce, subito sinistra veloce, 80. Accenno sinistro, subito destra 4, veloce. Subito destra 4, veloce. Continua destra 3, veloce, tieni. Subito sinistra 3, veloce, gira. Ecco, dai, abbiamo capito l'idea, ma... Quanta preparazione c'è dietro a una gara del genere? Il navigatore infatti si occupa di progettare, assieme al pilota, l'andamento della gara e oltre gli orari e anticipare le note come si è visto nel video per permettere appunto di accelerare di più, fare un miglior tempo. Tanta preparazione, tantissimo. Oggi a memoria praticamente? No, a memoria no, perché a volte parliamo anche di 120 km di speciali, quindi no, sarebbe impossibile a memoria. Scusa, c'è tutto un linguaggio, no? Che cioè, se uno non è un po' esperto non capisce, perché non è che dici curva destra, curva sinistra, quali sono i termini più usati? Principalmente sono appunto destra e un raggio della curva, però o sinistra e il raggio della curva. Ogni pilota ha la sua maniera poi di interpretare la strada, quindi i navigatori si devono anche adattare. Ah, non è che... No, ognuno ha la sua maniera. E praticamente il pilota comunque si affiderà molto alle vostre indicazioni. Sì, come noi, per essere attenti sul quaderno, ci affidiamo alla guida. Infatti, lo stavo per dire. Vediamo cosa dice il pilota. Dove sono da solo in macchina perché in slalom e cronoscalato non c'è un pilota che c'ha una navigatrice. Allora, alzatevi un po' un pilota che ha una navigatrice. Dai, sì. Dai, coraggio. Vai dalla Gloria. Che vogliamo fare. No, tu stai lì. Stai tutti lì. Qua com'è? Facciamo una mucchiata. Ecco. Perfetto. Vabbè, adesso. Allora, vi faccio mettere 2 di qua, 1 di qua almeno. Vieni di qua, ci dividiamo almeno. Allora, io vi chiedo, ma un navigatore, nel senso, devo formulare bene la domanda, e formulare sembra già Formula 1, sembra già una battuta brutta, comunque un pilota ha un proprio navigatore fisso, una navigatrice fissa, oppure varia in base alla disponibilità, in base a altri fattori? No, alcuni sì, alcuni no. Nel mio caso ne ho cambiati tantissimi, spesso corro con un mio amico che ha lui, dall'anno scorso ho iniziato a correre un po' con lei, che ha fatto appunto la sua prima gara alla Ronde della Valmerula, abbiamo corso con una Clio Gruppo N, siamo riusciti a vincere la classe.
Prima gara, prima vittoria subito? Sì. È andata bene Nel allora. caso sì, nel suo caso Ma, sì. scusa un attimo, tu l'ascolti oppure, come diceva prima l'amica... Io l'ascolto Non è perché, stato molto sicuro nella risposta, ha fatto un primo l'ascolto perché non sono in grado. Io non- E quanto ti basi insomma, è una sicurezza avere... 95%. 95% perché lei legge quello che io le ho fatto scrivere. Ma i tracciati li guardate prima, i I giorni tracciati li guardiamo prima, li scriviamo in 3 passaggi cronometrati, 3 passaggi non cronometrati, e di solito si fa un primo passaggio per la scrittura, un secondo per la correzione e un Perciò terzo per la rifinitura. ogni gara ma andate e fate ogni un gara tracciato. andiamo Voi non è e che vi danno il facciamo- tracciato No, e no, voi no, mettete... no, anche perché le note sono molto soggettive. Cioè io ho le mie, lui ha le sue, ogni Ecco, sentiamo un po' ogni invece pilota ha le sue. Cioè. Gloria. Eccoci, allora passo, vi fate il cambio voi? Quindi tu sei pilota e navigatore. Pilota e navigatore. Com'è questa combo? Cosa ti piace di più fare? Una combo bella, perché comunque è nato da fare navigatore tutto per caso. Colpa sua sempre. Allora, da domani io spero di non arrivare alla scuderia. Perché un paio di anni fa, una sera mi scrive, mi ci fa: Matti, guarda che sono senza navigatore per fare un rally, vieni tu. E ho detto: "Ah, Fede, guarda che io non sono capace di fare navigatore." E da lì è nata una combinazione tra noi due che ci siamo sempre trovati bene. Ogni tanto guido io, mi naviga lui, ogni tanto guida lui e navigo io. Ma senti un po', si può fare da passeggero, non so, la prossima volta la Gloria la mettete dietro così... Roberto, io capisci? ti cedo il posto se vuoi, magari vado a fare, No, non sto in si può. panchina con i ragazzi della Caperanese. Non si può avere il passeggero. Non ci sono i sedili dietro. Ah, non ci sono No, proprio i no, sedili. no. Va bene, grazie, Grazie complimenti. mille. Oh, e andrei a sentire un pochino le ragazze della pallavolo, perché va a finire che diventano tutti piloti questa sera. Poi abbiamo la pallanuoto, Luca? Admo pallavolo, under 16, under 18 e poi campionato di seconda e terza divisione. Allora, partiamo tanto da Rachele Brignardello, tanti chiedo, pensato al 2024, comunque siamo a metà dell'anno, come sta andando la stagione? Sta andando bene, siamo prime in under 16 e terze in under 18 e tra poco iniziamo la seconda divisione. E ci troviamo bene nella squadra, siamo molto unite anche con l'allenatore e gli allenatori e niente. Ecco, allora, Giorgia Cremisio mi dice, Rachele diceva che siete molto unite, da quanto tempo giocate insieme? Comunque, generalmente nelle giovanili poi si cambiano un po' compagni, perché diciamo col sfasamento dell'età, perché da quanto tempo giocate insieme voi come gruppo? Allora, noi giochiamo insieme da molto tempo perché abbiamo più o meno la stessa età, c'è chi è un anno più grande, 2 anni più grandi, però in generale abbiamo la stessa età e sì, siamo molto unite sia all'interno della palestra ma anche fuori e secondo me questo è molto importante perché aiuta con la sintonia in squadra durante le partite. Siete anche amiche, quindi possiamo dire. Sì, molto. Allora, poi invece abbiamo Nicoletta Czernobivski, spero di aver detto bene, che prima mi hanno preso in giro perché non riuscivo a imparare a pronunciare bene il nome. Allora, tu e Rachele fate parte anche della rappresentativa regionale, mi dicevi. Tanto complimenti, una bella soddisfazione, anche misurarsi comunque con giocatrici che arrivano dalla parte della regione, comunque le migliori, giusto? Sì. Allora, abbiamo fatto già 2 allenamenti, ieri c'è stato il secondo, insieme ad altre 24 ragazze da tutta la Liguria e è un'esperienza secondo me molto bella perché ti confronti con altri livelli, con altre giocatrici che non hai mai visto e da un giorno all'altro ti ritrovi a giocare insieme e si crea comunque un gruppo anche così. Immagino sì, quindi sia anche molto motivante poi per... Sì, sì. Grazie mille, grazie. Bene, allora la pallavolo. Lorenzo, ma da giocatore si chiede spesso questo ragionamento, ma credo che è un percorso, no? Da giocatore poi allenatore. Per te com'è stato? Risale il primo anno in cui ho allenato, mi sembra fosse, correggimi Marco, potrebbe essere 2008-2009.
quando proprio le due società di Chiavari e Lavagna hanno iniziato a collaborare, e a me è sempre piaciuta molto pallavolo, mi piaceva stare in palestra, e Marco mi aveva proposto appunto di far parte di iniziare un percorso nello staff di allenamento, di allenatori, e da lì non ho mai smesso, ecco. Avevo iniziato, a dire la verità, con la maschile. E qual è stato l'impatto da giocatore, allenatore, avere insomma una squadra con cui rapportarsi? Inizialmente è abbastanza difficile, soprattutto perché ero molto giovane, avevo 18-19 anni, e ci vuole tanta esperienza, tantissima esperienza sul campo proprio, vedendo altri allenatori, che è fondamentale. Infatti inizi con un percorso da secondo allenatore, ovviamente da aiuto, e pian piano ti fai le ossa. Bene, ritorneremo. Luca, portaci un pochino in piscina, andiamo un po' in fai il piscina. punto sulla pallanuoto. Allora, abbiamo già detto delle nazionali che purtroppo, pur giocando degli ottimi europei, non sono riusciti né le femmine né i maschi a agguantare quella qualificazione alle Olimpiadi che è l'obiettivo dell'anno, ecco, quindi di questo 2024. Quindi fermi campionati di A1 maschile e femminile, proprio per i campionati europei. Andiamo a vedere cosa è successo nel campionato di A2 maschile. Abbiamo avuto questi risultati: Sori Chiavari Nuoto ha vinto la Chiavari Nuoto per 14-11, Brescia Waterpolo Arenzano ha vinto il Brescia per 8-7, Presidente Bologna Marina di Carrara hanno pareggiato 6-6, il Lavagna è andato a vincere in quel di Padova per 11-8, la Florenza ha battuto il Bogliasco nello scontro al vertice tra le due squadre che erano a punteggio pieno, e quindi 10-5, tra l'altro la Florenza è riuscita a vincere anche piuttosto nettamente, quindi 10-5, e quindi la Florenza rimane in testa da sola a punteggio pieno al campionato, e poi il Torino ha battuto il Como per 9-5. La classifica vede in testa la Florenza con 24 punti, il Bogliasco che segue a 21, poi un trio a 16 punti composto da Reale Mutua Torino, Chiavari Nuoto e Brescia. Tra queste tre squadre probabilmente usciranno poi le due che andranno ad aggiungersi ai playoff alla Florenza e al Bogliasco. Poi abbiamo a 12 punti il Como, il Lavagna a 10 che con questa vittoria si risolleva un po' in classifica, e l'Arenzano a 8, Marina di Carrara a 5, il Sori a 5, President Bologna a 3 e Plebiscito Padova a 0. E diciamo che un po' la sorpresa un po' in negativo, il Lavagna si è tirato su con questa vittoria, mentre invece è il Sori che giocava col Chiavari. Il Chiavari ha giocato un'ottima partita, si sta dimostrando il Chiavari, adesso i giocatori sono entrati hanno preso le misure al campionato e quindi stanno giocando un ottimo campionato, infatti sono al terzo posto insieme ad altre due squadre, però secondo me il Chiavari è decisamente pronto per i playoff, ecco. E diciamo un po' il Sori, il Sori che ha 5 punti con il vantaggio del fattore vasca, perché ricordiamo che a Sori si gioca all'aperto, non riesce a creare quei presupposti che l'avevano portato l'anno scorso al quarto posto e quindi ai playoff, ecco. Diciamo che è un po' questo la sorpresa in negativo del campionato. Per quanto riguarda la testa, abbiamo detto Florenza, lo sappiamo che è una squadra fortissima, l'anno scorso ha perso la terza partita per la promozione in Serie A contro il Camogli, il Bogliasco anch'esso una squadra molto ben organizzata, però contro questa Florenza in effetti adesso fino a questo momento non ha rivali, ecco, una squadra decisamente forte in tutti i reparti, a partire dal portiere, ben allenata da Minetti, quindi diciamo che in questo momento la Florenza è la squadra di riferimento di questo girone nord della A2 maschile. Benissimo. Grazie. Volevo un flash, Nicola, su Caparanese Entella, no? Questo accordo che c'è con l'Entella per il settore giovanile. Sì, praticamente il discorso a Caperana
Consta di 2 situazioni, che è la Caperanese 2015, che è una società di prima squadra e juniores, e poi c'è un settore giovanile che si chiama appunto Caperanese Entella, che ha una sua matricola, una sua organizzazione, con la quale collaboriamo, diciamo con ottimi frutti, perché poi i ragazzi nel momento in cui terminano il percorso giovanile, quindi il passaggio tra gli allievi alla juniores, devono comunque sottoscrivere, diciamo, un tesseramento per una squadra di adulti, vengono confluiti da noi senza nessun tipo di obbligo, nel senso che dovrebbe essere una cosa, spesso accade, a volte no, naturale, il passaggio tra 2 realtà che comunque collaborano e condividono gli spazi, condividono la passione e anche i valori. Penso che comunque Caparanna sia una realtà dove si può lavorare bene, dove abbiamo dimostrato in questi anni che comunque i giovani hanno avuto spazio, tanti in prima squadra quest'anno ce ne sono, il nostro obiettivo è quello di comunque dar sempre più spazio a loro. Questa sera sono contento che c'è Linale qua con noi perché, ad esempio, lui è un ragazzo che io avevo contattato e fatto venire da fuori quota, e fuori quota vuol dire che quando uno è in una prima squadra devono giocare 2 o 3 ragazzi sotto leva. Nel momento in cui escono dalla leva uno può anche lasciarli andare, però se questi ragazzi si dimostrano all'altezza dei grandi, no? È quel lavoro che deve fare una società, gli si dà fiducia e si mantiene nel gruppo, gli si dà la possibilità di giocare, di avere spazio. A volte acceleriamo anche un discorso di aggregare ragazzi della juniores in prima squadra, ragazzi che già hanno esordito l'anno scorso di 2 anni sotto leva, quest'anno sono sotto leva magari 1 o 2 anni e sono aggregati e partecipano non solo agli allenamenti ma anche alle gare. Questo è importante perché è un segnale che tu dai al settore giovanile, a questi ragazzi che fanno parte di tutto quello che è il mondo Caperana giovanile, dove dici io mi alleno, mi do da fare per arrivare a un obiettivo che, se io sono in grado, è raggiungibile, perché comunque c'è una società che sta attenta. Io dedico abbastanza tempo, vorrei dedicarne di più alla juniores perché è importante, cioè sono il nostro vivaio, sono i ragazzi con cui ho un ottimo rapporto, che mi danno delle soddisfazioni soprattutto a livello di persone, perché sono tutti ragazzi validi, non lo dico veramente sinceramente, è un gruppo valido secondo me come persone, e quindi meritano di avere spazio e di avere considerazione. Io spero che questo rapporto con il settore giovanile continui così. Ecco, vediamo un pochino perché andiamo a conoscere 2 rappresentanti del settore juniores. Eccoci, siamo qui con Lorenzo Pagani e Gabriele Porcella, che sono un attaccante e un centrocampista, entrambi 4 gol. E vi chiedo come va il campionato, mi avete risposto così e così. Non siamo partiti sicuramente come ci aspettavamo, abbiamo pagato un po' il cambio di campionato rispetto all'anno scorso, che facevamo un campionato a livello provinciale che avevamo vinto. Quest'anno a livello regionale non siamo partiti benissimo, siamo terzultimi, però l'obiettivo è la salvezza e sono convinto che riusciremo a centrarla. E invece nello spogliatoio come va il rapporto con i compagni? No, ma sia tecnicamente che nello spogliatoio c'è un bel rapporto, nonostante c'è stato anche un po' di cambi di leva, come per esempio Pietro. E no, ma un bel gruppo, confido nel gruppo che riusciamo nell'obiettivo principale e che qualcuno vada anche su in prima squadra. E ultima mia curiosità, voi siete in quinta superiore, se avete 18 anni, c'è la maturità alle porte, vi allenate 3 volte a settimana, come va conciliare lo sport con appunto lo studio e la maturità? Vabbè, è facile, accantoniamo la scuola e ci concentriamo sullo sport. Ecco, volevo questa risposta, grazie. Ok. Un flash e poi siamo in dirittura d'arrivo, abbiamo anche i servizi sia del Sessi Levante che dell'Entella, così ci prepariamo, ci lasciamo con la settimana per il derby al Ferraris. 2 parole con invece Davide Linale, che appunto ti ha citato prima, il direttore generale, una famiglia di calciatori, anche tuo fratello. Racconta un po', ti ricordi quando eri piccolino con loro? Certo, guarda, io sono il fratello più grande, ho 2 fratelli più piccoli, uno si chiama Daniele, l'altro Gabriele, e giochiamo tutti e 3 a calcio da quando siamo piccoli e siamo cresciuti tutti e 3 insieme con questa grande passione.
e comunque questa passione nasce anche per nostro padre che ci ha sempre spinto, non ci faceva mai mancare niente. Ma ti ricordi il primo giorno che sei andata a giocare a calcio, che sei partito? Quando era e dove eri? Allora, il primo giorno Casalza Ligure, avevo 5 anni, e molto lontano, i ricordi sono pochi, però mi ricordo che avevo una foto, mi ricordo che la tengo sul comodino e la guardo sempre, fa molto piacere, sempre. Bene, il ruolo poi tu pensavi fare un ruolo determinato oppure è stato scelto dagli allenatori? Sono sempre stato uno che faceva un po' tutto fare, ecco. Correvo, facevo tanti compiti e quindi i mister, gli allenatori, ha sempre visto come centrocampista il ruolo più giusto per me. Ruben, come si sceglie il ruolo di... Insomma, Davide viene, gioca e tu dici vai, centrocampista. Io sono di quelli che nei ragazzi bisognerebbe cambiare ruolo tanto spesso, secondo me, perché è difficile poi quando inizi prime squadre, juniores, bisogna iniziare che inquadri perché poi vedi in base alle caratteristiche. Poi naturalmente i ragazzi che hanno attitudine a fare più ruoli sono fortunati, perché poi quando vanno in prima squadra purtroppo ci sono dei ruoli dove c'è il vecchio forte e naturalmente non verrà mai levato per il giovane, quindi devi ritagliarti un altro spazio. Se sei polivalente riesci, se no poi diventa un problema. Però... E c'è qualcuno che dice voglio giocare terzino, in porta, centravanti? Sì, poi iniziano ad avere già 15 anni, iniziano già ad avere le loro, però devi cercare, io cerco di fargli se uno ti dice a me piacerebbe giocare al centrocampo, tu lo fai per vedere un po'. Sì, certamente, perché il giocatore deve essere contento, se non è contento, infatti nelle prime squadre tante volte il mister poi per esigenze di squadra impone dei ruoli ai giocatori, c'è chi è intelligente e lo accetta per il bene della squadra, c'è chi tante volte poi non riesce. Penso che il calcio non è proprio matematica, no? No, assolutamente. Non è proprio una scienza esatta, no, assolutamente. Ecco, visto che siamo col tema del calcio, qua il nostro dottore abbiamo scoperto che faceva l'arbitro di calcio, perciò deve dirci qualcosa su quell'esperienza. Tanti anni fa, fine però anni 80, sono arrivato ad arbitrare in seconda categoria, poi bisognava scegliere se continuare all'università o ho scelto l'università, credo di aver fatto la scelta giusta. Però è interessante capire un po' perché l'arbitro, no? Cioè, meno male che... Ma perché, vabbè, come al solito poi sono gli amici che ti portano a fare vieni, io faccio l'arbitro, vieni anche tu. È un'esperienza che consiglierei a molti perché fortifica il carattere. Sei solo, non contro 22, ma comunque devi prendere delle decisioni che non... in una frazione di secondo, e che poi questo mi è servito anche poi in medicina, nel senso che poi se comunque devi prendere una decisione e quella decisione comunque poi non la puoi più tornare indietro, quindi mi è servito anche per poi il lavoro che ho fatto. Ecco, da un neutrale come andrà il derby al Ferraris tra Entella e Sessi Levante? Vinca il migliore. Vinca il migliore. Allora, poi dobbiamo finire con una battuta sulle allergie. Vediamo i due servizi, sia del Sessi Levante e della Virtus Entella, e poi così chiudiamo dandoci appuntamento a lunedì prossimo. Abbiamo cambiato qualcosa a livello di fase difensiva e secondo me abbiamo tanto da lavorare perché tante cose non le abbiamo fatte bene. E poi diciamo che abbiamo messo questa formazione insieme allo staff, insieme a Rodrigo, perché ritenevamo che fosse la formazione migliore per oggi, non per altri motivi, per oggi. Pensavamo che oggi fosse quella migliore per affrontare questa partita, questo tipo di partita, come ti dicevo prima, diversa dal solito. E in parte ha funzionato, in parte no, i cambi sono stati ottimi, nel senso che i ragazzi che sono entrati hanno dato veramente un gran contributo. E c'è concorrenza in tanti ruoli e secondo me è giusto che i ragazzi se ne rendano conto e che grazie a questo ci alzino il livello.
Lo so, vedi qual è il problema? Che se il risultato è 3-1 per noi, magari queste cose vengono valutate come un'ottima idea. Se il risultato fosse stato 2-0 Lucchese, ora bisognava stare a spiegare tutte queste cose qui. Quindi diciamo che per una volta un po' di fortuna che ha girato da noi. Sì, abbiamo non fatto una partita brillante, anzi, la squadra l'ho vista un po' compassata, però può capitare, la sensazione l'ho avuta dall'inizio, anche se in ogni caso le nostre occasioni, come hai detto te, le abbiamo avute. A dire il vero, hanno avuto loro un'occasione clamorosa e quindi poi alla fine devi anche guardare quella che è la realtà. Ritengo che sia un passettino in avanti, non disputando una grandissima partita, anzi, però in altri momenti probabilmente con una partita del genere l'avremmo persa, quindi continuiamo una serie di risultati positivi. Squadra giovanissima, mi hanno detto 7 ragazzi del settore giovanile, quindi un qualcosa di straordinario per il settore giovanile, per come è lavorato. E detto questo, è chiaro che tanti giovani alle primissime partite, quindi anche un po' di esperienza, anche un po' di idea per poter vincere la partita, magari questa la perdi, però hanno dimostrato di poterci stare e quindi nel momento in cui decido di farli entrare perché so che ci stanno, quindi però l'hanno visto tutti in questo caso, quindi è sicuramente un qualcosa in più per tutta la squadra. Allora, siamo già un pochino in ritardo. Luca, che giornata sarà, che derby sarà secondo te? Lo so, sarà un derby sicuramente, tutte le due squadre hanno bisogno di punti, quindi sarà un derby giocato insomma agonisticamente. Poi sono due squadre che adesso stanno giocando anche un buon calcio. Il Sestri con questa vittoria senz'altro arriverà con buone prospettive e l'Entella dovrà pensare alla propria classifica, quindi io posso dire solo che l'Entella l'ho già vista giocare a Marassi in Serie C, ecco, tanti anni fa, contro una squadra che aveva i colori rossoblu, ecco, basta, non dico nient'altro. Va bene, ok. Allora, un flash, Giacomo è vicino a Fabrizio Boitano, che è un po' l'artefice di questa presenza della scuderia di Favale, è già un volto conosciuto per il clima a casa, proprio un flash, Fabrizio. Sei appassionato anche tu, credo, di questi motori. Sì, io voglio raccontare un po' prima del 2007, che questo gruppo di amici organizzavano delle corse e ricordo che non eravamo ancora scuderia e quindi non era così tutto ufficiale. Quindi avevamo ricevuto una telefonata da Genova, il presidente della XAI che era Clemente, e Clemente aveva dato la bandiera nera a Schumacher a Monza. Quindi un personaggio comunque di spicco nel mondo delle organizzazioni. Quindi o che credeva a noi che avessimo veramente del coraggio a organizzare queste cose qua, o probabilmente in futuro che avessimo veramente una scuderia come adesso. E quindi io faccio complimenti a loro, mi ha fatto enorme piacere portarli qua perché se lo meritano veramente. Io ho visto notti in bianco sotto casa mia a preparare le macchine, quindi tanto di cappello a queste persone qua. Volevo ricordare ancora un fondatore della scuderia che era Mauro Solari, che era veramente un motorista, non era un meccanico. Quindi un grazie a tutti e mi auguro che sempre più la Sport Favale abbia una risonanza sia in Italia che all'estero, come sta facendo. Rifacciamo l'anno prossimo. Ok, bene, grazie Fabrizio. Piccolo flash ancora qui con Luca è un terzino della Caperanese a Leva 2009 e sei una new entry nel gruppo, quindi sei appena entrato, diciamo. Come ti trovi col gruppo? Ti senti bene? Ti senti a tuo agio? Tutto bene, anche col mister mi trovo bene. E comunque i compagni? Anche con loro molto bene. Tutto molto bene, il campionato provinciale sta per iniziare, mi hanno detto a fine gennaio. Come buoni propositi, andrà bene? Sì, ci sono delle squadre al nostro livello, ma ce la possiamo fare. E tu a chi ti ispiri di calciatore? Di Lorenzo, terzino del Napoli.
E farai come Di Lorenzo in questo campionato? Speriamo. Speriamo, Ok. devi dirlo più convinta anche tu. Ok. Allora salutiamo e ringraziamo il dottor Corrado Castagneto. Mi veniva da chiedere in chiusura se le allergie sono più d'inverno o d'estate. Non c'entra. Non c'entra, anche se poi in primavera con i pollini chi ha la rinite stagionale ha qualche disturbo in più, però poi è tutto l'anno, perché poi la parietaria, la canigea ormai è ubiquitaria e soprattutto è tutto l'anno. Quindi tutto l'anno si può star male di allergia, ma si deve curare. Si può curare. Si può curare. Assolutamente. E chiudiamo con un'ultima domanda. Gli allergici devono evitare degli alimenti quando praticano sport? Ci sono diete specifiche per chi è allergico? No, l'allergico deve mangiare tutto quello che vuole. Ci sono sicuramente degli alimenti che, se ci sono delle grosse reattività a polinalimenti, deve stare attento, ma sempre con il consiglio dell'allergologo può fare la vita serena e mangiare quello che vuole. Grazie Benissimo. mille. Grazie, ringraziamo il dottor Castagneto. Allora, ci siamo, facciamo i saluti. Allora, mi veniva in mente come fai a tenere tutta questa scuderia tranquilla come presidente, è Sergio De Martini? Non è facile. Ma comunque sono tutti bravi piloti, soprattutto abbiamo la fortuna di avere veramente dei bravi piloti. Bravi, Allora, facciamo un applauso al presidente. Naturalmente anche Gianluca Ticci, questa sera abbiamo dato così una infarinata di questo sport e poi magari l'anno prossimo ci rivediamo. La grande Caperanese con Ruby Padi qua che abbiamo conosciuto appunto nel ruolo di allenatore dei ragazzi. Alla famiglia di calciatori, saluta allora i tuoi fratelli e il grande DG. La prossima partita quando ci sarà a Caperana? Caperana alle ore 15 contro la San Pier d'Arenese. Dura. È sempre difficile. È sempre difficile. Una nota che la PSM Rapallo, direi, che sono saliti l'anno scorso. Sì, una nota alla PSM che ha vinto il campionato di prima categoria da neopromossa e secondo in classifica, è un'ottima squadra. E sul derby Sestri-Virtus Entella chi vincerà? Secondo me è un derby in un campo che è neutro, quindi per me è da tripla. È da tripla, sì, perché come ha vinto Sestri a Chiavari, lì è da tripla, possono vincere tutte e due. Vediamo un po' se i pallavolisti sul calcio, questo derby lo sentite voi pallavolisti oppure non pensate ad altro? No, io seguo il calcio, Sì, l'ho anche praticato, ho anche giocato contro i due ragazzi qua. Perciò vi siete trovati allora. Sì. Marco, allora il pronostico, dai, da fuori proprio... Io sono proprio da fuori. Da fuori. Il risultato, tenta un risultato. 2-2. Devo dirti un'ultima cosa. Uno, ho sentito parlare tantissimo di bimbi che crescono. Noi abbiamo 4 prime squadre, dove tutti i ragazzi cresciuti nel nostro settore giovanile, la nostra grande famiglia Misado. Questo è entrato in palestra nostra a 6 anni. Quindi ha fatto tutti i bambini, tutti i ragazzi, adesso è allenatore e quindi è proprio la fotografia di questa cosa. Benissimo, ne riparleremo comunque. Bravissimo comunque Lorenzo. Grazie. Per te vuoi fare un pronostico? Ma io allora non seguo tantissimo il calcio, devo essere sincero. Senz'altro spero Entella perché comunque sono di Chiavari. Ecco. Si può essere tifoso della Virtus Entella come di dire qualsiasi altra squadra. Benissimo, allora Luca? No, io mi sono già espresso. Ti sei già espresso. Sì. Benissimo, allora ci salutiamo. Gloria, tutto bene? Tutto bene, spero sia andata bene anche con tutti voi. Mi avvicino. Gianluca, Luca, iniziamo a cambiare nome. Tutto a posto. Ecco. Diciamo l'ultima cosa è che questo fine settimana, sabato 20 e domenica 21, riprenderà il campionato invernale del Tiguglio con la seconda manche, quindi con le barche a vela che faranno di nuovo spettacolo nel nostro mare. La regia, un applauso alla regia, subito, immediatamente. Subito arrivate le immagini. Allora, un saluto a tutta la nostra squadra e complimenti come al solito. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Buona settimana. Buona serata a tutti. Buonasera.